perché davvero abbiamo detto prima, Teti è ricco di archeologia, di arte, di storia, tanta documentazione che è emersa dagli scavi di Survale e Abini testimoniano un passato lontano che qua era presenza, e loro in qualche modo, ecco, questo tesoro lo conservano, lo proteggono e lo rappresentano. Vorrei che fossi tu a introdurre proprio questo momento che stiamo per vivere assieme. Una leggenda che viene tramandata da migliaia di anni racconta che un pastorello di Teti ebbe questo sogno ricorrente in cui praticamente gli si diceva che se avesse sconfitto un signore su Sannoreddu e si sposò un esserino magico che aveva dei poteri sovrannaturali, avrebbe rinvenuto un tesoro. I pastori di Teti sono quelli che vedete col pastrano nero. Su Sannoreddu è stato catturato perché i pastori di Teti hanno vinto l'esserino sovrumano e lo hanno legato con delle corde d'oro, perché solo con quelle corde riescono a contenere la sua forza. Su Sannoreddu è il custode di un tesoro, il tesoro di Abini. Con tutte le sue forze cerca di respingere quindi l'attacco dei pastori, che invece lo hanno in pugno. Nella brocca che ha in mano custodisce il tesoro, quella è Scusorzu. Questo canto è una cantilena dove c'è proprio la leggenda che viene tramandata oralmente. Loro la ripetono di volta in volta fino a quando non sfiniscono su Sannoreddu. Su Sannoreddu cerca, che è quello più chiaro, questo esserino sovrannaturale, di resistere, ma loro con i loro bastoni magici d'olivastro, con la sabbia, le campane, che sono proprio tutte legate al ritrovamento, il bastone è d'olivastro, perché sotto l'olivastro viene ritrovato il tesoro di Abini, lo sconfiggono. Hanno sconfitto su Sannoreddu e hanno trovato il tesoro, i bronzi di Abini, 800 kg di bronzo di Bronzetti che raccontano la nostra storia. Oltre 150 bronzi ritrovati a Teti nel villaggio santuario di Abini. Questa è la nostra storia, questa è la nostra cultura, questa è la nostra tradizione. Grazie a Sordes su Sannoreddu e Sordes Scusorzu.